Belgio, Spagna, Francia e Germania sono 4 paesi da cui provengono 4 giovani presenti nel progetto Erasmus di volontariato promosso dall'Associazione Mondo Alto. Per noi è molto importante che questi paesi siano ormai ospiti, ecco, della nostra Agrigento. L'obiettivo del progetto di servizio di volontariato europeo, che è concepito all'interno di Erasmus Plus, è un'opportunità importante per i giovani europei, e per noi era importante portare queste ragazze qui per 8 e 10 mesi, quindi condivideranno le nostre attività, incontreranno i nostri giovani, si relazioneranno con i giovani agrigentini, perché vogliamo, attraverso la loro presenza, aiutare i nostri giovani ad allargare i propri orizzonti, a sentirsi sempre più europei. Le ragazze sosterranno le nostre attività, 2 saranno impegnate nella ludoteca multietnica, hanno già iniziato in questo periodo a preparare il Natale, quindi stanno condividendo l'esperienza del Natale in Germania, in Francia, in Belgio, in Spagna con i giovani della nostra ludoteca, che vengono già da diverse nazionalità del mondo, e stanno aiutando anche all'allestimento del centro interculturale e della biblioteca interculturale, quindi il loro impegno sarà certamente nell'ambito dell'intercultura, ma il loro impegno informale sarà nelle attività con i nostri giovani. Ciao, mi chiamo Sara e vengo di Francia. Tu? Mi chiamo Caterina e vengo da Germania. Maria e vengo di Belgio. Mi chiamo Maria e vengo da Spagna. Una esperienza particolare qui ad Agrigento, sarete impegnate in diversi lavori di volontariato. Cosa ti offre questa esperienza? Questa esperienza è un'opportunità per me di conoscere la vostra cultura, ma anche altre culture, perché qui ad Agrigento c'è tante diverse nazionalità, tante diverse persone. Allora è un'opportunità per me di aprirmi agli altri. E lavoriamo in la ludoteca con i bambini di 3 a 5-6 anni e facciamo di giochi e cantiamo canzoni. Come questa esperienza Erasmus, tu hai avuto altre occasioni di confronto e di scambi culturali? Io ho fatto Erasmus per i miei studi in Lisbona e anche in Sud America, in Bolivia, per mi máster en cooperación internacional, y fue una bellísima experiencia porque conseguí aprender molto di altre culture